Omicidio nella notte in centro storico a Venezia, 47enne freddato, colpi di pistola dopo aver bussato alla porta dell'amico con il quale aveva appena litigato. Terrore in calle, preso l'assassino. Paura per due incendi scoppiati in fabbrica, Riese Pio X, devastata un'azienda di ceramica, alta colonna di fumo e panico fra i residenti. A Bagnoli fiamme dolose nel capannone di una ditta. Danni e disagi per il maltempo nel Bellunese, con una scuola allagata a feltre e strade chiuse per smottamenti. La regione intanto lancia l'allarme per il livello del torrente Astico nel Vicentino. L'operazione dei carabinieri di Crotone contro l''ndrangheta in tutta Italia, scoperte infiltrazioni mafiose anche in Veneto. Area di smobilitazione al Vicenza Calcio, domani scadono i termini per la messa in mora, i giocatori potrebbero svincolarsi, quasi è impossibile che giochi sabato contro il Padova. Il no di Salvini è personale, non politico, ma i veti rischiano di far saltare il progetto, così ieri sera Ring Flavio Tosi dopo lo stop della Lega alla sua presenza nella coalizione di centrodestra. È diventato virale in pochi giorni il video di una band trevigiana pubblicato su Facebook e YouTube, protagonista Santa Claus che cerca un nuovo lavoro deluso dalla crisi del Natale. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Cominciamo dunque, come avete sentito, con lo shock tra le calli e nella notte a Venezia, una notte di sangue. Ivano Gritti è stato ucciso a colpi di pistola e i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, che è un 49enne di origine campana, suo amico. Abbiamo ricevuto verso l'1:30, l'1:15, una richiesta di intervento per colpi d'arma da fuoco segnalati qua da alcune persone che nella notte sono state svegliate da questi colpi. I carabinieri sono intervenuti in maniera tempestiva insieme al personale del SUEM e dei sanitari. E davanti c'era il corpo di Ivano Gritti, 48enne giudecchino, accasciato al suolo in una pozza di sangue nell'ingresso dell'appartamento in Calle delle Chiovere, poco distante da Piazzale Roma. A premere il grilletto della pistola detenuta illegalmente Ciro Esposito, 51enne campano, che da tempo aveva occupato abusivamente quell'appartamento. Sembra che Gritti gli urlasse di aprire la porta, ma Esposito ha preferito sparare. Dalla porta d'ingresso ha fatto fuoco attraverso la porta, perché c'è un vetro, e quindi ha mirato praticamente al di là della porta senza aprire. La vittima, grazie, ripeto, a questo intervento dei carabinieri, è stato possibile soccorrerla, portarla all'ospedale e, se non ricordo male, dopo un paio d'ore è deceduta all'ospedale. 2 colpi, uno dei quali ha raggiunto Gritti all'occhio. È stato determinante l'intervento dei carabinieri, che sono stati molto bravi, perché a quel punto hanno aperto la porta all'autore dell'omicidio, che ancora impugnava la pistola con cui aveva fatto fuoco. A quel punto l'hanno costretto a desistere, ci sono stati quei 10-15 secondi di incertezza dell'autore dell'omicidio, che poi però si è abbassato, ha messo la pistola per terra e si è consegnato ai carabinieri. Non ha chiarito immediatamente i motivi, ha dato una versione dei fatti quando è stato ascoltato dal magistrato di turno della Procura di Venezia davanti ai carabinieri. I due si conoscevano da tempo, tanto che nei loro profili social ci sono foto insieme, anche abbracciati. Entrambi avevano precedenti penali. In questo momento noi non escludiamo nulla, né il regolamento dei conti tra i due, né un motivo passionale, né qualsiasi altra cosa che può essere successa. E sarebbe successo prima o poi, così i vicini, che non sono stupiti di quanto accaduto, perché spesso sentivano litigare i due. Mia figlia sentiva sparo. Non sono rimasti sorpresi gli abitanti della zona nel sentire la lite e gli spari. Da tempo vedevano i due discutere animatamente, senza contare che più di una volta è stata segnalata l'occupazione abusiva dell'appartamento di bassa edilizia popolare da parte di Esposito. A farlo abusivo l'abbiamo conosciuto, prima no? Sì, certo. Prima abitavano tutti quanti alla Giudecca. Giravano sempre Di droga? Secondo lei droga? Sì, no, secondo me. Secondo tutti lo sapevamo, avevamo paura perché era violento. Non sapevamo, però l'ATER non ha fatto niente di urgente. Lei dà la colpa adesso al giudice. Quando uno occupa una casa, qualcuno magari non era molto felice della cosa, ma
Non solo, c'è chi racconta fuori microfono di non essere sorpreso. Di notte, dicono, c'era spesso via vai anche di minorenni. A spaventare i residenti poi anche il pitbull del 51enne che sembra avesse sbranato altri cani. Con tutta probabilità Gritti ed Esposito gestivano insieme affari illeciti. I vicini sostengono che ci fosse anche una terza persona al momento dell'omicidio, che però sarebbe riuscita a scappare. A carico del 51enne che ha sparato, precedenti per reati contro il patrimonio. La vittima invece viene definita molto aggressiva. In passato Gritti faceva parte delle brigate neroverdi del Venezia Calcio, era uno dei capi della tifoseria, racconta chi lo conosceva. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella di un coinvolgimento nelle rapine messe a segno di recente nei supermercati del centro storico veneziano. Ora nel Veronese il delitto di valeggio sul Mincio. Il 50enne accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la convivente scagiona il nipote, ma secondo gli investigatori qualcuno ha certamente aiutato l'uomo la notte dell'omicidio. L'ho uccisa io, ma ho fatto tutto da solo. Lo ripete da giorni Hagim Adinai, il 51enne albanese bloccato per aver ucciso e fatto a pezzi la compagna Kadia. Dice di essere il solo responsabile dell'orrendo delitto ed ha scagionato così il nipote 27enne Lusind, arrestato assieme allo zio con l'accusa di averlo aiutato ad occultare il cadavere nel campo isolato di Valeggio sul Mincio, ma poi scarcerato. Eppure per gli investigatori c'è stato per forza un altro uomo quella notte terribile a Verona, dopo che la 46enne era stata uccisa con dei colpi in testa e poi smembrata in 10 pezzi. Le telecamere di sorveglianza infatti hanno ripreso a Jimmy in compagnia di una seconda persona uscire più volte dalla casa di Verona in cui viveva con la donna, trasportando sacchi e una borsa sportiva identici a quelli trovati dove è stato abbandonato il cadavere. Ingegnere petrolifero in pensione in Italia da 18 anni, malato da circa un anno di Parkinson, secondo i carabinieri Hagim si è comportato da attore consumato quando gli è stata comunicata la morte della convivente. Una sceneggiata l'hanno definita i carabinieri, che hanno spiegato come i primi sospetti derivassero dal fatto che l'uomo e il nipote non si fossero allarmati, non avessero cercato Kadia, scomparsa dal 29 dicembre. Il GIP nell'interrogatorio in carcere ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo però la remissione in libertà del nipote, scagionato dallo zio. Ma qualcuno, come mostrano le immagini della videocamera del palazzo dove la coppia abitava, ha sicuramente aiutato Hagim a portare all'esterno il cadavere. I carabinieri stanno continuando a vagliare quelle immagini e l'auto in uso al nipote è stata ripresa a poca distanza dal luogo dove è stato ritrovato il corpo. Nei prossimi giorni gli investigatori continueranno gli accertamenti nell'appartamento dove la donna viveva con il suo assassino. E c'è la notizia dell'ultima ora, un grave incidente a Jesolo, un'auto è finita contro un platano, il conducente è deceduto nonostante l'intervento dell'ambulanza medicalizzata del SUEM 118 appunto sul posto. Poi ora il furioso incendio che ha devastato una fabbrica a Riese Pio X nel Trevigiano, completamente distrutto, dicevamo, il sito nell'area industriale, a rischio una quarantina di posti di lavoro, si teme anche per possibili conseguenze ambientali. Ha preso fuoco la parte di produzione e in mezz'ora è venuto giù tutta la parte, tutto lo stabilimento. Le prime parole del sindaco di Riese davanti al rogo che oggi pomeriggio ha completamente distrutto la Mil 2, fabbrica di arredo bagno di via Balegante in zona industriale Cendrole, praticamente a ridosso del santuario di Papa Pio X. Il fuoco ha iniziato a propagarsi durante la pausa pranzo, quando in fabbrica non c'era nessuno, e quando i primi a rientrare si sono accorti del fumo che stava uscendo da più parti, non c'era già più nulla da fare. Fiamme altissime, innescate dal legno e dal materiale plastico presente all'interno, fermate da queste immagini dell'elicottero del SUEM, immagini che descrivono da sole l'entità del rogo al quale hanno assistito impotenti i proprietari e la quarantina di operai impiegati che ora temono per il loro posto di lavoro. Immediatamente sono scattati i soccorsi con decine di squadre di vigili del fuoco da tutto il Trevigiano e dal Vicentino. Presente anche un mezzo speciale per l'utilizzo di schiuma per spegnere le fiamme nell'area destinata alle materie plastiche. Oltre 50 i pompieri all'opera, tutti con respiratore, mentre sul posto l'ARPA va provveduto subito ad analizzare l'aria. Presente un'ambulanza del 118, anche se per fortuna non c'è stato alcun ricovero. Feriti nessuno per fortuna, perché erano in pausa pranzo e in un periodo di inventario, però l'azienda è molto danneggiata.
sindaco che ha provveduto subito a verificare possibili pericoli per la popolazione. Noi abbiamo ancora fatto un'ordinanza, a livello cautelativo abbiamo detto alle persone di stare chiuse in casa con le finestre chiuse, adesso con i tecnici dell'ARPA stiamo valutando il da farsi. Il materiale che viene usato dall'azienda che fa arredo bagno non è di tipo pericoloso, grossa parte tratta di legname, di truciolato appunto, quindi non dovrebbero esserci problemi di sorta. Altro rogo invece nella notte nella bassa padovana, un incendio doloso, è stato distrutto un capannone a Bagnoli di Sopra. È durato tutta la giornata il sopralluogo dei carabinieri all'interno della ditta NV SRL di via Sesta Strada a Bagnoli. Le fiamme nella notte hanno distrutto gran parte dello stabilimento che si occupa della realizzazione di pavimenti e cartongessi, quasi certamente un rogo di natura dolosa. All'interno del capannone sono stati rinvenuti 2 cumuli di legna e cartoni, forse gli innesti dell'incendio. Le fiamme si sono propagate con rapidità distruggendo i prodotti e il materiale di stoccaggio. Fortunatamente i vicini hanno subito dato l'allarme vedendo le lingue di fuoco che uscivano dalla finestra della ditta. Sul posto sono arrivati i pompieri da tutta la provincia che in poco tempo hanno circoscritto il rogo e limitato i danni solo all'interno del capannone. I carabinieri stanno indagando per individuare l'autore o gli autori. Non dovrebbe trattarsi di un gesto intimidatorio, l'ipotesi più probabile è da ricercare in qualche controversia che potrebbe riguardare l'azienda in questi giorni chiusa per le vacanze natalizie. Nel frattempo il capannone è stato posto sotto sequestro mentre la normale attività amministrativa è ripresa negli uffici della NV SRL. Il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan, ha divulgato la notizia attraverso i social network esprimendo vicinanza al proprietario della fabbrica. Allerta meteo nella provincia di Belluno, le forti piogge hanno creato disagi quasi ovunque tra allagamenti e frane. Solo in mattinata sono stati effettuati circa 30 interventi dei vigili del fuoco nel Feltrino. La scuola per l'infanzia in via Cismona Feltre è rimasta allagata e i bambini che erano già arrivati con lo scuolabus sono stati fatti rientrare a casa. Problemi alla circolazione stradale per piccoli smottamenti lungo la strada provinciale 1 bis via Madonna del Piave a Quero, la strada provinciale 3 a Gosaldo. Chiusa per frane anche la strada che da Pian del Monte prosegue verso Ronce, gli abitanti sono obbligati a fare il giro per il Nevegal, rimane alta l'attenzione per la frana di Perarolo. Nel frattempo la Regione ha diramato lo stato di allerta per le criticità idrogeologiche di numerose zone, desta preoccupazione in particolare la situazione del torrente Astico dove è stata superata la terza soglia idrometrica alla sezione di Lugo di Vicenza, allerta fino alle 14 di domani. Intanto operazione dei carabinieri di Crotone contro l''ndrangheta, scoperte infiltrazioni mafiose anche in Veneto. Avrebbe avuto ramificazioni anche in Veneto la cosca Farao Marincola, una delle più potenti della Calabria, sulle cui attività criminali si sono concentrate le indagini dei carabinieri della ROS e del comando provinciale di Crotone. L'operazione, denominata Stige contro l''ndrangheta, ha portato a 169 arresti in corso di esecuzione dalle prime ore di stamane in diverse regioni italiane e in Germania. Le indagini hanno portato alla luce infiltrazioni mafiose in diversi settori economici ed imprenditoriali, sia in Italia che all'estero, circostanza che ha consentito alla cosca di strutturarsi come una vera e propria holding criminale capace di gestire affari per milioni di euro. Gli arresti riguardano presunti affiliati e favoreggiatori dell''ndrangheta in Italia e oltre confini in Germania appunto. Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati beni ritenuti riconducibili alla cosca calabra per oltre 50 milioni di euro. Si tratta di patrimoni, spiegano gli investigatori, accumulati illecitamente nel corso degli anni. Secondo processo per il finto ginecologo che per 17 anni ha operato a Bassano. Dopo Venezia ora il dibattimento si apre anche a Vicenza ed è fissato per il prossimo 23 marzo. Non è possibile che un geometra giri tranquillamente dentro un reparto, operi e dispensi terapie. A Venezia deve rispondere di lesioni gravissime, quelle che avrebbe provocato ad un neonato che oggi ha 3 anni ma dopo un parto problematico è rimasto tetraplegico. A Vicenza di esercizio abusivo della professione di truffa, eppure pur avendo esercitato per 17 anni, 17, a Bassano fingendosi ginecologo, l'ULSS Pedemontana oggi non era in aula. C'era invece l'ULSS veneziana che in questo processo si è costituita parte civile, un ginecologo con un diploma da geometra che ha operato 35 anni in regime pubblico e privato, incassando sempre i suoi bonifici, lauti stipendi a Bassano, dove viveva.
Non è tanto il risarcimento economico che si deve chiedere, vogliono un po' più di giustizia rispetto a quello che è successo 13 anni fa, quando il procedimento dell'allora morte della ragazza, della signora Dalla Rizza, fu archiviato come un evento casuale. Per quanto ci riguarda, l'Unione Nazionale Consumatori ha chiesto comunque non solo di entrare in questo processo ed essere ammessa come parte civile, ma anche di poter citare come responsabili civili le strutture sanitarie, perché continuiamo noi a dire non è possibile che un geometra si aggiri tranquillamente all'interno di un reparto, tra l'altro con un ruolo di primario, e possa fare quello che ha fatto. Andrea Stampini stamattina non c'era, lui che da mesi continua a presentare certificati medici dandosi per malato. Sarà la giustizia certo ora a stabilire fino a dove è arrivata la sua menzogna, ma due cose sono sicure e insindacabili. La prima, che ad oggi non esiste alcun documento che abbia provato il suo curriculum accademico, e la seconda, il dolore di due famiglie spezzate. In un ospedale non ci si va per un vezzo, ci si va per necessità, e purtroppo qui ci sono state anche delle morti. Grave infortunio sul lavoro stamattina a Lonigo alla Tirrenia SRL. È rimasto incastrato sul nastro trasportatore mentre cercava di prendere del pellame in lavorazione. Siamo alla Tirrena di Via dell'Artigianato, nota conceria di Lonigo, dove questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti dopo una prima richiesta di soccorso da parte del titolare. Quando i pompieri sono arrivati, i colleghi dello sfortunato operaio erano già riusciti in parte a liberarlo. Sul posto anche i tecnici dello Spisal per le dovute verifiche e i carabinieri. Il giovane ferito non è in pericolo di vita, è stato portato in ospedale. Il Vicenza Calcio è vicino alla fine, purtroppo pare proprio di sì. Sabato in Coppa Italia probabilmente la squadra non si presenterà perché nelle prossime ore non arriveranno gli stipendi dei giocatori. And now the end is near. E ora la fine è vicina, scorrono negli occhi le immagini dei grandi campioni, le loro imprese che oggi sfumano in una leggenda antica che profuma di passato, spettri gioiosi, piccoli lampi di luce. Di quel che fu restano i trofei, la passione, la storia di una delle più antiche società di calcio italiane, il Lane, come la chiamano con affetto, i tifosi tutto cuore che sugli spalti del Menti hanno ancora negli occhi i piedi eccelsi che fecero le imprese. Il giovane Pablito Rossi, il Divin Codino, Roberto Baggio, memorie felici da sorseggiare come un buon whisky. La vittoria nella Coppa Italia del 97, ottima annata, eppure tutto passa. Resta ancora un goccio di futuro, ma il passato è finito per sempre. C'è aria di smobilitazione nel centro tecnico di Isola Vicentina. I giocatori hanno messo in mora la società il 20 dicembre. Da allora i 20 giorni per potersi svincolare scadono domani e oggi, proprio in extremis, come un buon curato, Achille Variati porta la benedizione, la solidarietà del comune e della provincia. Ma forse è troppo tardi. Se serviva, se fosse servito, doveva farlo prima. Senza false promesse il sindaco si impegna ad adoperarsi perché la situazione volga al meglio, ma il calcio è passione, speranza, quella speranza che oggi resta poca, appena qualche goccia. Il direttore sportivo conferma che se gli stipendi ai giocatori non verranno pagati entro domani, nulla più sarà sicuro e sabato allo Stadio Euganeo per la partita di Coppa Italia si presenterà solo una squadra, il Padova, perché l'altra, quella con la maglia biancorossa, non ci sarà. Ombre scure perché se per 3 partite consecutive il Vicenza non sarà in campo verrà escluso dal campionato. Certo, possono giocare i ragazzi della primavera, ma lo farebbero se potessero anche i tifosi, gli unici che pagano sempre e non vengono pagati mai. Ma per loro è sempre stata una questione di cuore. E se il sipario verrà chiuso, allora saranno gli ultimi a uscire di scena, con le loro sciarpe, con i loro campioni negli occhi, con il loro passato più grande di questo presente piccolo piccolo. E allora oggi, come avete sentito, è andato il sindaco, presidente della provincia Achille Variati, a portare solo la solidarietà. Vediamo che cosa ha detto. Sono andato a parlare con i giocatori stamattina, da sindaco e presidente della provincia, per far sentire a loro che non ricevono lo stipendio da oltre 5 mesi, tante chiacchiere, tante promesse, ma non hanno ricevuto un euro, che le istituzioni
che ovviamente non possono fare nulla perché la società è una società privata, però le istituzioni sono vicine a chi porta una maglia con i colori, con la tradizione del Vicenza Calcio e dell'Ane, e anche del bene che tanti tifosi hanno voluto e continuano a volere a questa società. Purtroppo la situazione è estremamente critica, il non pagamento domani degli stipendi metterà un'altra pietra grave nella situazione già grave e si avvicina la probabilità che il tutto si possa concludere nel peggiore dei modi. Io ho detto ai giocatori che laddove ci fosse una speranza, anche come sindaco aiuterò quella speranza. Ora una breve pausa pubblicitaria, poi il caso esploso oggi in Regione. Tra poco. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto. Dunque, domani il Presidente della Regione incontrerà alle 12:30 a Roma il Sottosegretario agli Affari Regionali Gian Claudio Bress. L'appuntamento servirà a compiere un esame congiunto dell'andamento del negoziato per l'autonomia del Veneto, ma probabilmente sarà la firma di questa preintesa, come avevamo annunciato. Intanto si è rotto un patto istituzionale, attacca il PD in Regione Veneto, rincarano i grillini, inciuci, careghe e aumenti di stipendio, sono queste le cose che interessano la maggioranza. Il commento durissimo che il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle fa in seguito alla nomina oggi di Fabiano Barbisan del centrodestra veneto alla vicepresidenza della quinta commissione consiliare. Evidentemente dava fastidio che ci fosse un esponente del Movimento 5 Stelle, rivelano i grillini, e per questo hanno organizzato l'ennesimo giochino ributtante ai danni dei veneti. La vicepresidenza della commissione infatti è destinata a un consigliere espressione delle minoranze, sottolineano ancora i grillini, ma definire Barbisan un esponente della minoranza fa davvero ridere. Poi Flavio Tosi, ospite ieri sera a Ring, replica così a Matteo Salvini che non lo vuole nella quarta gamba del centrodestra. Dovrei essere io eventualmente incazzato per un'espulsione che francamente dopo 26 anni di Lega trovo ancora poco rispondente ai fatti, però io capisco anche che bisogna vincere le elezioni come centrodestra e quindi bisogna cercare di stare tutti assieme, perché anche Berlusconi può avere motivi di risentimento verso Tizio, verso Caio, verso Sempronio, però giustamente dice siamo una coalizione, si deve provare a vincere. Un veto di tipo politico, cioè trovi un motivo politico. Il veto nel suo caso è personale, lei appunto, ha detto, no? Giusto. Ma se il veto è personale o uno è un delinquente, puoi dire... Ma se questo veto non si può superare? Beh, io credo che se c'è un veto personale, allora siccome ci sono 4 soggetti che oggi si siedono al tavolo della trattativa, ovvero Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, che è il soggetto del quale facciamo parte, credo che Noi con l'Italia dovrebbe porre la questione con una certa forza, perché altrimenti potremmo di converso dire e noi di Noi con l'Italia non vogliamo in lista Bitoncio marcato. Perché? Per un veto personale. È ragionevole? No. Sarebbe un modo stupido di spaccare la coalizione. È impossibile riuscire con Salvini? Ma allora, da un punto di vista personale, credo che le rotture personali restino, perché insomma i rapporti personali sono personali. L'alternativa potrebbe essere, però ripeto, sarebbe sbagliata perché non è nella logica di provare a vincere da soli come centrodestra. Noi con l'Italia dovrebbe dire prendiamo atto del veto e andiamo per conto nostro. È utile al centrodestra? No, sarebbe una cosa sbagliata. C'è area di crisi per il Natale, allora Babbo Natale vestito di rosso cerca un nuovo lavoro. Questo video di una band trevigiana sta spopolando in rete. Sembrerebbe che Babbo Natale, triste per la perdita dello spirito natalizio, abbia preso la decisione di chiudere la propria fabbrica di regali. Le persone non credono più nel Natale e quindi mi dedicherò ad attività più remunerative, avrebbe dichiarato Babbo Natale. Tempi duri anche per Santa Claus e allora il babbo più famoso molla tutto e ci prova, colloqui di lavoro e via. Spazzino, infermiere, cassiere, ma la vita è difficile. L'hanno pensata così, con il sorriso, l'ironia, la crisi del Natale. Loro sono i Save Christmas, band di Motta di Livenza che ha realizzato il video a ridosso delle feste, immagini diventate virali su Facebook e YouTube.
come tonight? Christmas, are you come tonight? Come tonight, oh come tonight. Christmas Are You Coming Tonight è nato dalla fantasia dei 6 giovani musicisti della band trevigiana: Mirko Cester, voce e chitarra, Michele Marcon al basso, Enrico Berti, chitarra, Ilaria Morossi, violino, Guido Morossi, batteria e Marco Tonet, tastiere. Ma niente paura, c'è lieto fine per la fuga di Santa Claus. Babbo Natale viene richiamato a gran voce a fare quel che sa fare meglio. Il Natale è salvo, a colpi di riff di chitarra e basso. Allora avete la possibilità di contattare come sempre la redazione di Antena 3 per le vostre segnalazioni, lo dico d'antenna, troveremo insieme una soluzione ai problemi. Redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, un sms al 351 1755 340, li potete inviare anche video e foto. Resta il tempo di ricordarvi gli ospiti di questa sera, 20:10, come sempre l'attualità politica, insieme al vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Scarabelli. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Torna ad essere stabile e per lo più asciutto il tempo sul nostro territorio, tuttavia con frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo il dettaglio del 10 gennaio. Sul Veneto nebbie e nubi basse diffuse, un po' ovunque, specie nella prima parte della giornata, solo in parziale sollevamento col passare delle ore, più spazi soleggiati sul Bellunese e sui settori meridionali della nostra regione. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino foschie e nebbie sulle pianure centro-meridionali della nostra regione, spesso resistenti per tutto l'arco della giornata, più spazi soleggiati sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori minimi tra 5 e 7 gradi circa. Spostiamoci infine a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile, qualche foschia e nubi basse sulle vallate al mattino, ma migliorerà presto. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 2 e 7 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 3 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti deboli nord-occidentali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!